Bella Ambria, buonasera. Ma tu aver mi senti? Io manco mi ricordavo che esisteva. Mi parlavi di te ogni tanto papà quando eri piccirillo. Poi mi sono fatta rossa e non l'ho già sentito più. Mo sto qua io, come tanta gente, con pochi tempi più, stiamo a casa. Questi sono gli ordini, perché se no sto nemico non se ne va più. O sai una cosa, bella Ambria? Sto momento sta assai. La gente muore e l'altra gente pare che non se ne fotte. Esce, per i fatti suoi. Io invece sono a casa, mi sento fortunato e mi dispiace perché non lo può fare. È un tempo strano assai. Aro stai con te stesso, aro sentono pochi silenzi più. Pare che ti gira a capo. Io poi non sono abituato a tutto questo rumore che non fa rumore. Sì, perché questo silenzio è un rumore forte, che ti fa guardare buona rinta e ti fa capire un po' che più chi sei, o forse chi vuoi essere. O sai, bella Ambria, oggi capite pure io qualcosa in questo tempo. Oggi capite che dentro la vita tutti i giorni corro assai, e mentre corro oggi perso un sacco di cose, che ora però sto trovando piano piano. Oggi abbracciato i figli miei senza fretta, che calma. Oggi sono tornata a volta l'adore quando sono nata e quando l'ho pigliata in braccio la prima volta. Oggi visto l'occhio mio marito buono quando mi parla, perché l'ho sono venuta a calma, l'ho guardata in faccia, mi sono fermata e mi sono innamorata. Oggi ho assaporato quanto è importante il sangue, quello che mi fa chiagna ogni volta faccio una telefonata e sormi, oppure i genitori miei che mi mancano assai. Oggi sono tutto come sono importanti i ricordi, perché quando ti mancano i compagni, si ti guardi dentro e trovi un ricordo, pare che trovi un po' di sollievo. Poi oggi capito quanto è importante questo Dio passato, una parola, una frase, un gesto, perché quando ti tornano in capo, pare che ti senti più leggero. Bella Ambria, oggi capito pure che senza Cristo io vero non so ci sta, che mi manca quello pezzettino di pane che pare niente, ma è la salvezza nostra. Bella Ambria, non ti incazzare, si dice che tu porti short, ma io a short non ci credo. Io mi sento figlia di Dio, mi sento parte di un progetto che solo io sape. Io a short non ci penso e mi sento pure ringraziata perché mi ha fermato, perché mi ha fatto capire un po' che cose. È un tempo strano assai, bella Ambria, hai visto? Oggi ho parlato pure con te. O forse oggi ho parlato solo un poco con me stessa.